TG, una buona giornata a tutti voi telespettatori, una buona domenica. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca, con un terribile incidente stradale che è avvenuto ieri sera lungo la A4 tra Soave e Montebello, nello specifico proprio vicino al casello di Montebello. Una tragedia, una donna, molto probabilmente una donna, ha perso la vita carbonizzata. Si è verificato uno scontro tra due auto, un Y10 e una Jeep. Dopo lo schianto entrambi i mezzi sono completamente andati a fuoco. Il conducente della Jeep e la moglie sono riusciti a scendere in tutta velocità, mentre per la persona che si trovava al volante dell'utilitaria non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato estratto quanto restava appunto dall'abitacolo dei vigili del fuoco, che sono intervenuti da Lonigo, da Caldiero, però ormai appunto non c'era più nulla da fare. La salma era irriconoscibile, tanto che soccorritori e forze dell'ordine non erano in grado di sapere neanche se si trattasse di uomo o donna, anche se poi il corpo, la corporatura esile ha portato a ipotizzare appunto che si trattasse di una donna. La vettura, l'Y10, risultava intestata a un pensionato di Valdagno. Nell'incidente sarebbe rimasta coinvolta anche una terza auto, un'altra Y10, però il conducente dopo l'impatto è riuscito a spostarsi rapidamente di una trentina di metri e ha evitato così che anche il suo mezzo venisse avvolto dalle fiamme. In A4 sono intervenuti su M118 e Polstrada, qualche disagio al traffico, però appunto non è mai stato bloccato, perché ad essere interessate in maniera specifica sono state la prima corsia e la corsia di emergenza. Quindi adesso toccherà appunto cercare di riconoscere il corpo rimasto tragicamente carbonizzato in questo terribile scontro. E adesso invece torniamo a occuparci della situazione Covid nel nostro territorio. Cominciamo proprio con allarmi importanti che arrivano dai direttori generali delle varie ULSS del Veneto. Nello specifico abbiamo sentito Francesco Benazzi dell'ULSS appunto Trevigiana della Marca e il Pavesi invece dell'ULSS del Vicentino, l'ULSS 8 Berica. Un forte grido d'allarme, perché è vero, aumentano i contagi, ma c'è anche un altro fenomeno che sta aumentando, ovvero chi dovrebbe essere in quarantena non rispetta per nulla la quarantena, andando quindi a portare il contagio un po' in tutto il territorio. Ma andiamo con ordine, partiamo proprio dall'intervento del direttore dell'ULSS della Marca, Francesco Benazzi. Ho sentito i nostri tracciatori nel contact tracing e purtroppo ecco, i nostri contagi dipendono molto anche dalle uscite delle persone che sono in quarantena. Purtroppo abbiamo avuto segnalazioni di persone che in quarantena vanno in giro ancora per il nostro territorio, o da chi addirittura non si rende reperibili perché dà un numero di telefono errato. Ecco, l'ira del direttore generale dell'ULSS 2 caratterizza questo inizio di 2021 nella Marca, perché nonostante il mini lockdown, nel Trevigiano si sono registrati tanti positivi, oltre 500 al giorno. Molti tamponi effettuati, 409.000 dall'inizio dell'apertura dei Covid Point, ma questo non spiega l'alto numero dei contagi, causati, attacca Benazzi, dai comportamenti poco etici. Allora io veramente chiedo a tutti, per cortesia, dal punto di vista etico, dal punto di vista umano nei confronti degli altri, se siete in quarantena restate a casa. Perché così si mette a rischio l'intera popolazione. I pranzi di Natale evidentemente non ci hanno aiutato, perché stiamo ricevendo tanti positivi addirittura in più rispetto a prima. Quindi qualcosa evidentemente nel meccanismo del rispetto delle regole non ha funzionato. Chiederò anche a Sua Eccellenza il Prefetto, che poi si farà tramite alle forze dell'ordine, di aumentare i controlli, perché effettivamente non abbiamo avuto dei segnali positivi in questo periodo, chiamiamolo così, di mini lockdown. Il dato che fa respirare il numero dei guariti dalla positività, 34.495, ma il rapporto tra il numero dei tamponi ed il numero dei positivi è superiore alla media nazionale. La Marca è nella fase 5, quella di allerta. Ci sono attualmente 450 ricoveri in tutta la ULSS. Per fronteggiare l'emergenza sono stati aggiunti per sicurezza altri 140 posti
posti letti Covid, soprattutto al San Camillo che offre 70 posti in più, mentre altri 20 a Vittorio Veneto, 20 a Treviso e Montebelluna, altri 10 a Conegliano. Benazzi aggiunge: il nostro R-Conti è stabile a 0,99 nonostante tutto ciò. Nelle terapie intensive abbiamo invece 45 pazienti. È chiaro che se aumenteranno i positivi noi siamo costretti a chiudere un po' il cerchio e ovviamente ridurre ancora l'attività, cosa che non vogliamo, perché all'oggi noi continuiamo a garantire tutto, dall'infarto all'ictus, quindi alla neurologia, ai tumori e soprattutto agli interventi di urgenza. Sul fronte operatori sanitari ancora diversi sono in quarantena o in isolamento. Entro il 7 gennaio ci saranno un'ottantina di infermieri in più. Le grandi difficoltà le abbiamo soprattutto con i medici. Purtroppo, ribadisco e continuerò a dirlo finché non mi stanco, abbiamo il problema che non troviamo gli specialisti. Contagi in aumento, la conferma arriva tra l'altro anche dall'ultimo report che Azienda Zero ha inviato, l'ultimo report che interessa tutta la regione. Le variazioni di nuovi positivi dalle 17 di ieri alle 8 di questa mattina è di 1864 nuovi casi. Si parla di un totale cumulativo positivo di 265.264. Per quanto riguarda i ricoveri in area non critica e in terapia intensiva, ci sono 26 nuovi casi in area non critica, mentre fortunatamente sono usciti 5 pazienti dalla terapia intensiva. E andiamo a vedere quindi un totale di ricoverati positivi in area non critica che si attesta sui 2.688. Nella terapia intensiva i totali ricoverati positivi sono 365 e decessi, purtroppo anche il delta decessi, ovvero la variazione di decessi da ieri sera a oggi è sempre alta, sono 28 persone che appunto nel corso della notte hanno perso la vita negli ospedali, nei vari ospedali della nostra regione. Dicevo proprio in apertura la situazione drammatica, questo allarme, questo grido d'allarme che viene lanciato in queste ultime ore dai direttori generali delle varie ULSS del Veneto. Abbiamo sentito Francesco Benazzi per quanto riguarda l'ULSS 2 della Marca e andiamo a sentire adesso invece Giovanni Pavesi dell'ULSS 8 Berica. Dalla seconda metà di novembre adesso, da un mese, la curva dei ricoveri è spianata, però ci aspetteremo una discesa che ancora non è venuta. Quindi oggi stiamo mantenendo un equilibrio di occupazione dei letti, soprattutto perché abbiamo acquisito una certa capacità di dimissione, perché le ammissioni in ospedale ci sono ancora. Se all'inizio dell'autunno i ricoveri si aggiravano attorno ai 310-315, oggi si attestano sui 270, ma non vi è un calo consistente come si auspicava. Il virus circola ancora e la curva dei positivi non scende. L'attesa ora è per dopo l'Epifania e capire se questo semi-lockdown può aver inciso o meno. Intanto però c'è un nuovo allarme che viene lanciato e che preoccupa moltissimo e per il quale si sta già pensando come agire. Abbiamo identificato alcuni casi di contagio che derivano dal contatto con una persona che in quel momento lì dovrebbe essere stata in quarantena isolata, e questo è doppiamente grave. Dobbiamo stabilire un rapporto ancora più stretto con prefettura e forze dell'ordine e anche random, perché capisco che i numeri sono molto grandi, però bisogna sanzionare, colpire chi ha questi comportamenti, perché altrimenti non ne veniamo a capo. Ed è appunto iniziata la campagna vaccini anti-Covid soprattutto all'interno delle varie strutture ospedaliere. Allora vediamo anche qui in vari punti della nostra regione come sta andando. C'è da dire che in quasi tutti gli ospedali c'è una forte adesione da parte di medici e infermieri. D'altro canto, come sentiremo anche dal direttore medico dell'ULSS 7 Pedemontana, diventa necessario, perché si tratta di persone che hanno toccato con mano quotidianamente la tragicità molte volte di questo contagio. Ma vediamo. Dolore incommensurabile. Scherzo. Bravo, non si è neanche sentito. Dottor Rigoli, perché vaccinarsi? Perché è l'unico sistema per uscire da questa pandemia. Anche uno dei volti più conosciuti della guerra al coronavirus ha voluto metterci la faccia vaccinandosi questa mattina al Cafoncello con tutto il personale sanitario dell'ospedale trevigiano. È proprio una forma di rispetto sociale. Perché possiamo salvare l'intera comunità. Altissima l'adesione attraverso un sistema di prenotazione informatica.
È permesso in 2 giorni di raccogliere 2300 adesioni. Ieri, oggi e anche domani ci sarà il Cafoncello e poi anche l'ospedale di Vittorio Veneto, con l'ospedale Covid, quindi domani, e l'ospedale di Montebelluna, mentre mercoledì prossimo è prevista la vaccinazione per il personale di Oderzo, Castelfranco e Conegliano. A quelli che dicono che questo vaccino è stato troppo poco, diciamo così, sperimentato, cosa si risponde? Si risponde con un articolo del New England Journal of Medicine che ci dice che ha passato la fase 3 con 40.000 pazienti testati con un'efficacia del 95%. Una risposta a questo contagio che ha riportato in prima linea anche tanti medici in pensione, questa mattina in fila come tutti gli altri per la vaccinazione. Perché vaccinarsi? Perché è un criterio di sicurezza personale e sociale, è un dovere assoluto. E le persone che hanno ancora dei dubbi su questo vaccino cosa dire? Bisogna spiegare in termini adeguati di cosa si tratta. Questo vaccino è un capolavoro dell'ingegno umano. E numeri importanti anche per medici, infermieri, sanitari, insomma, che all'interno del San Bassiano hanno deciso di farsi vaccinare. Fino ad oggi sono stati 410 gli operatori che si sono vaccinati. Ogni giorno lavoreremo a ritmo incessante cercando di fare in modo e di dare la disponibilità che la maggior parte del personale si possa vaccinare, quindi anche oggi siamo in servizio. C'è qualche incerto tra medici e infermieri? Ma sicuramente emergerà qualcuno che ovviamente non è convinto ancora di vaccinarsi. In questa fase noi stiamo dando maggior risalto ovviamente a chi vuole vaccinarsi, a chi crede fortemente e giustamente della vaccinazione. Abbiamo chiesto comunque di farci avere entro il 7 gennaio anche un'eventuale manifestazione di dissenso alla vaccinazione, ma ricordo che comunque è una vaccinazione facoltativa a cui tutto il personale però sta rispondendo in maniera importante. E se al San Bassiano la campagna vaccini anti-Covid è iniziata alla grande, un importante aumento si è verificato anche per quanto riguarda il vaccino anti-influenzale. Rispetto a una media che prevedeva circa un 10% del personale vaccinato, quest'anno c'è stato un raddoppio dell'adesione alla vaccinazione antinfluenzale. Di Capri sottolinea come questo dato, sommato al numero di personale medico-sanitario che si è sottoposto al vaccino anti-coronavirus, sia una chiara risposta al periodo difficile che gli ospedalieri hanno affrontato in questi mesi. Fa capire come effettivamente chi ha toccato con mano, chi è stato coinvolto, chi ha lavorato in aree Covid, ma non solo, quanto importante sia la vaccinazione per prevenire la malattia e soprattutto per riuscire a superare questa terribile pandemia. Intanto è iniziata anche la campagna dei tamponi, quindi il servizio dei tamponi anche all'interno di alcune farmacie che hanno allestito, anche nel Bassanese, che hanno allestito degli appositi tendoni riscaldati ovviamente, e si tratta tra l'altro di un accordo che è stato realizzato, sottoscritto tra farmacie e Regione del Veneto, di conseguenza un costo anche calmierato dei tamponi stessi e un accesso più facilitato per le persone che vogliono essere sicure di non essere state contagiate, e si ricorda sempre solo però gli asintomatici possono accedere a questo servizio, ma andiamo a capirne un po' di più. Farmacia a servizio del territorio, è iniziata proprio oggi l'esecuzione dei tamponi, un modo per essere concretamente vicini soprattutto alla fascia più fragile della popolazione, anziani, e sapendo che si va in un punto, in un luogo dove il personale è a servizio della persona, e soprattutto sono persone conosciute, i farmacisti in primo luogo sono persone conosciute, soprattutto si diceva dagli anziani. Allora abbiamo qui proprio la dottoressa Chiara Pozzi. Come sta andando questo primo giorno? Come sta funzionando? Direi molto bene, siamo molto contenti, credo anche che rispondiamo a un bisogno di sicurezza delle persone. Al via oggi il servizio tampone in farmacia, reso possibile grazie a un protocollo con la Regione Veneto che definisce disposizioni e costi contenuti dell'operazione. Avviene su prenotazione, bisogna essere asintomatici e bisogna arrivare muniti di tessera sanitaria e documento di identità. Ogni persona sottoposta a tampone, qualsiasi sia l'esito dell'esame, sarà inserita in un registro sanitario regionale. Lei è la prima volta, io li ho già fatti, sì, ancora dietro.
però almeno sappiamo com'è il discorso, insomma, sappiamo... Per sentirvi più sicuri? Sì, quello sì, sicuramente, anche se hai delle persone a casa anziane o cosa, almeno per loro, ecco. Non l'ho mai fatto, e per avere comunque una sicurezza personale anche nei confronti di altre persone. Comunque è comodo venire qua in farmacia? Sì, è fatto. È un prezzo anche abbordabile, per cui adatti a tutti, per chi che vuole tenere sotto controllo. Arrivi qua, fai, fine. Sapendo benissimo che però anche se si è negativi e si risulta negativi bisogna assolutamente rispettare tutte le misure di sicurezza, quindi continuare a tenere mascherine e quant'altro. Certo. E lunghe code anche al punto tamponi al San Bassiano, dove arriva con prescrizione o prenotazione chi sa di essere entrato in contatto con Covid positivo. Un'attività che funziona tutti i giorni. Solo il 1° gennaio si è registrato un lieve calo di tamponi effettuati, 1050 in tutto il territorio dell'Ul7 Pedemontana, rispetto a una media giornaliera di 2300. C'è una breve pausa, ci troviamo tra pochissimo. Siamo nuovamente in diretta e allora situazione, lasciamo per un attimo la questione di vaccini, tamponi, situazione coronavirus, perché c'è un altro allarme che sta interessando un po' le nostre montagne, dall'altopiano al Bellunese, fortissime nevicate che si sono abbattute soprattutto nell'altopiano zona Asiago, Gallio, Roana, insomma tutta quella fascia è stata letteralmente sommersa dalla neve. Pensate che si è toccata addirittura a quota 2 metri di neve in alcune zone. E allora siamo in collegamento Skype con il sindaco di Gallio, Emanuele Munari. Buongiorno sindaco. Buongiorno Vanessa, buongiorno a tutti i telespettatori di Rete Veneta. Insomma, si parlava nelle scorse ore, anche ieri abbiamo avuto un collegamento con lei, si parlava di questa nevicata straordinaria che sta interessando un po' tutto l'altopiano, ma anche le altre montagne del Veneto, compreso il Bellunese. Poi andremo a vedere assieme anche alcuni servizi. Una situazione che però sta preoccupando e non poco, perché appunto è straordinaria questa neve che è arrivata. Sì, una nevicata che per esempio nel mio comune Gallio è arrivata circa 1,20 m, 1,30 m nell'arco appunto delle 72 ore. Precipitazioni nevose così importanti non si registravano veramente da forse più di un decennio, quindi forse ci ha colti anche un po' impreparati da questo punto di vista, però ringrazio ancora una volta tutti gli operatori dei mezzi sgombraneve, ringrazio chiaramente poi le protezioni civili, i carabinieri, tutti coloro che in questi giorni si sono fatti sentire e hanno dato veramente, hanno battuto un colpo alla nostra società, dimostrando di lavorare sodo H24 e quindi permettendo di fatto a tutti noi di poter in qualche modo raggiungere i propri paesi e circolare per i beni di prima necessità. Quindi veramente una nevicata particolare che oggi, grazie a Dio, stanotte non è nevicato, questa mattina non sta nevicando, quindi questo ci dà un po' di respiro per poter provare a terminare le operazioni di sgombero di tutte le strade. Quello che però preoccupa sono i tetti delle case private che chiaramente con questo peso enorme, bagnato un po' anche da una piccola pioggia di ieri, effettivamente crea questo manto sui tetti pesante e per certe abitazioni c'è il rischio veramente che possa crollare il tetto. Senta una cosa sindaco, tra l'altro c'è la stessa anche la collega di Roana, Elisabetta Magnabosco, che ha lanciato un forte allarme. Anche lei ha voluto ringraziare tutte le persone, come sta facendo lei tra l'altro, quindi ne approfittiamo per allargare questo ringraziamento a tutte le persone che si sono messe al lavoro per cercare di rendere più percorribili possibile e più sicure possibile le nostre strade, però un allarme che arriva anche da Roana, si diceva un po' tutto l'altopiano interessato. Sì, assolutamente sì. Per quanto riguarda Roana era pronta già un'ordinanza di chiusura di una strada, la strada del Boscon che porta a Cesuna. Chiaramente ci sono delle zone dove gli alberi sono molto vicini alle carreggiate delle strade e quindi destano preoccupazione proprio perché carichi di neve pesante sono a rischio chiaramente
di cadere, di sradicarsi e di cadere proprio sulle strade, come è successo appunto 2 giorni fa in località Turcio verso Asiago, dove un albero ha centrato, seppur in maniera minima, un'auto che percorreva appunto la statale della Fratellanza. Quindi il rischio è anche questo. Oggi teoricamente anche questo rischio dovrebbe cominciare a rientrare, perché le piante stanno scaricando questa massa di neve dai loro rami a terra. Qualche albero oggi è in via di estirpazione proprio per questi motivi, quindi contiamo nell'arco di un giorno /2 di poter ritornare alla normalità e poter, come dicevo anche ieri, mettere a disposizione il nostro altopiano colmo di neve per tutti coloro che potranno avere accesso sull'altopiano, perché ricordiamoci poi siamo ancora in zona rossa e quindi l'accesso all'altopiano è comunque limitato per il DPCM e tutte le ordinanze che ne seguono. Però insomma contiamo dal 7 in poi, ecco, di poter condividere con tutti i nostri turisti amanti dell'altopiano quello che è lo spettacolo, il paesaggio da fiaba dell'altopiano. Speriamo anche i nostri impianti da sci e comunque la neve. A proposito di impianti da sci, si parla di una ripresa dello sci anche come proprio discesa, perché sappiamo il fondo è già ripartito, ma dello sci discesa dal 18 gennaio. Come la vede lei? Ecco, allora sì, ho sentito anch'io chiaramente dai mezzi di informazione che lo spostamento dal 7 è stato al 18 per quanto riguarda le aperture di impianti di risalita. Io ci credo poco, perché eccezione fatta ieri per i dati dell'altopiano, il Veneto, ma non solo il Veneto, appunto abbiamo dei dati di positivi in netta crescita, quindi questo penso che farà slittare anche l'apertura delle scuole, e presumo che anche lo spostamento del 18 sarà prorogato sicuramente verso fine mese di gennaio per quanto riguarda le aperture degli impianti da sci, perché se il comitato tecnico scientifico ovviamente guarda i numeri dei positivi e la curva, che oggi siamo intorno al 18% di positivi sui tamponi, effettivamente è un dato che non si è mai registrato, quindi sicuramente il CTS da questo punto di vista sarà preoccupato, e presumo purtroppo, ahimè, che andrà un po' più con restrizioni importanti, e credo che lo sci purtroppo sarà ancora una volta un segmento che pagherà dazio per questo coronavirus insieme ai nostri albergatori. Ecco, si diceva neve sull'altopiano, neve anche, quindi adesso la tengo per guardare il servizio che lancio tra pochissimo, neve anche nel Bellunese. Tra l'altro abbiamo proprio un video che ha realizzato il sindaco di Roccapietore De Bernardini, in cui proprio sale su questi mezzi giganteschi e sta verificando, toccando con mano la situazione che c'è a Roccapietore. Ma allora vediamo assieme. Mentre la neve continua a cadere sulla montagna veneta, arriva la prima certezza di questo 2021 con il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha firmato l'ordinanza con cui si fissa la riapertura degli impianti sciistici al 18 gennaio, anche in linea con la richiesta delle regioni. L'obiettivo di chi vive di turismo è salvare il salvabile. Abbiamo l'esigenza di ripartire almeno per metà gennaio con gli impianti di risalita. La stagione è lunga e quindi una buona parte sicuramente è stato perso, però l'importante è che ci mettano nelle condizioni in sicurezza. Di certo la neve non manca, continua a cadere soprattutto dai 600 metri in su. Notizie sul Feltrino, dove ha continuato a nevicare in maniera molto abbondante, ci sono arrivati 70 centimetri mi pare alla Mon, e in tutto il resto della provincia, ripeto, sopra i 600 metri, quindi una situazione ancora di maltempo molto forte. Nel frattempo è stato chiuso per una slavina sul lato di Bolzano il passo Cimabanche, così come il passo Giau, vietato il transito anche sulla strada 49 di Misurina. Sempre per pericolo slavine restano chiuse la provinciale del Passo Valles, la panoramica del Comelico, la strada del passo Cereda e Duran, la Val Degano, chiuso il tratto a Fiames dell'Alemagna. Veneto Strade, informa il direttore generale Silvano Vernizzi, è impegnato a tenere aperto il passo Staulanza, l'unico modo per non isolare la Val Zoldana. Resta alto il pericolo valanghe. E quindi resta alto, abbiamo visto la situazione nel tutto quanto il Bellunese. Vediamo allora proprio assieme al sindaco di Roccapietore la situazione nel suo comune. Sono su uno dei nostri mezzi sgomberaneve, su un Unimog.
Adesso siamo a Rocca Pietore e sto facendo il giro per rendermi conto della situazione, ma sono qua con Severino che oltretutto ha un occhio che è bravissimo con questa... è un mezzo grosso questo, quindi fa una certa impressione, ve lo posso assicurare. Stiamo facendo il possibile per tenere aperte tutte le strade e per farlo bisogna andare avanti e indietro in continuazione, perché ce n'è talmente tanta che se lasci perdere un'ora già le strade si chiudono, quindi è un continuo andare avanti e indietro. Ecco, vedo che mentre parlava De Bernardin, lei, sindaco Munari, stava annuendo, perché sa benissimo, conosce benissimo la situazione. Diceva De Bernardin, appunto, lasci perdere un'ora e sei finito. Assolutamente sì, difatti è questa l'eccezionalità di questa nevicata, proprio non ci permetteva di dormire sugli allori e quindi tutte le squadre sono state impegnate H24. L'emergenza non è che sia finita, perché non è che oggi non nevica quindi non c'è l'emergenza è anche quella poi di donare lo spazio e la larghezza della carreggiata a tutti gli automobilisti, perché adesso l'operazione della fase 2 è quella di turbinare tutta la neve che lo spazzaneve appunto ha accumulato ai bordi delle strade oppure su tutti i marciapiedi del centro. Si deve turbinare e portare via quella neve per creare appunto lo spazio della carreggiata, ripristinare lo spazio della carreggiata e ripristinare anche poi in seguito i marciapiedi. Quindi anche lì i mezzi sgombraneve sono ancora al lavoro, saranno ancora al lavoro per diversi giorni. Ecco perché l'emergenza comunque in parte non è ancora finita, perché non possiamo poi disturbare questi grandi mezzi che operano addirittura a volte 2 mezzi in contemporanea, appunto per il camion davanti e la turbina dietro, che caricano man mano che si toglie la neve, la caricano sul camion, il camion poi la porta via e la deposita in punti ben precisi. Quindi oltre a pulire il sedime della strada c'è poi da ripristinare proprio la larghezza della strada stessa e poi in fase successiva anche ripristinare la percorribilità di tutti i marciapiedi. Ecco perché noi diciamo che l'emergenza in parte non è ancora finita, perché non possiamo appunto ostacolare per nostri gusti o per le nostre passeggiate in centro, ostacolare i mezzi appunto sgombraneve che sono necessari e importanti proprio per regalarci, come dicevo prima, un altopiano percorribile e fruibile già dai prossimi giorni in totale sicurezza o almeno in più sicurezza. Ecco, sia da parte sua che da parte anche del sindaco di Asiago, Rigoni Stern, è arrivato il forte appello a tutte le persone: state a casa, state a casa, state a casa, sia per quello che si parlava prima, ovvero l'aumento della curva di contagi, ma anche proprio per la situazione di sicurezza, maltempo e quant'altro. Eppure sono arrivate tra l'altro alla nostra redazione anche questa mattina alcune telefonate e c'erano persone che ci hanno detto: provate a fare un giro in pieno centro ad Asiago, c'è il macello di gente, e più con la neve che ha creato il classico zoccolo, no, nel corso, eccetera, quindi pieno di gente che va anche a rischiare di farsi male, perché c'è una situazione delle strade che non è ottimale. È un forte appello che bisogna rilanciare. Assolutamente sì, infatti io l'ho già lanciato anche ieri e lo rilanciamo anche oggi, l'appello appunto veramente a portare pazienza qualche giorno, perché l'altopiano sarà appunto a disposizione di tutti noi, di tutti i nostri graditi ospiti a partire dai prossimi giorni in totale sicurezza. Oggi dobbiamo ancora appunto finire queste operazioni, evitiamo gli ammassamenti, lo ricordiamo, siamo in zona rossa e siamo ancora in parte in allerta meteo, quindi io non so cosa deve veramente succedere per far sì che le persone stiano a casa. Io non lo so, veramente non lo so, perché qualcuno dice le multe, qualcuno toccateli sul portafoglio, qualcuno l'esercito. Io ieri sono stato subissato di messaggi, di telefonate da questo punto di vista, però un sindaco credo che non sia corretto, opportuno che passi le giornate a rispondere a tutti i cittadini che giustamente si lamentano, chi da una parte chi dall'altra. Cioè qui ci vuole veramente la presa di coscienza e il senso civico, che a quanto pare non c'è più, di rispettare quelli che sono i dettami, le normative promosse, promulgate dal governo, dalla regione, piuttosto che da una stessa allerta meteo, che come dicevo ieri insomma è da una settimana che tutti conoscevamo, e grazie a Dio
stanotte e oggi non sta nevicando e quindi ci permette di respirare un attimo, di recuperare un po' l'emergenza e lo sgombro della neve. Ma se anche oggi, non so, fosse nevicato anche oggi, io non lo so, veramente saremmo sepolti oggi, saremmo sepolti. Però le persone devono capire che c'è un tempo per fare le cose e sotto emergenza è vietato spostarsi. Però io non so come dobbiamo trasmettere questo alle nostre persone, veramente non lo so, perché abbiamo provato di tutto. Io non so cosa dobbiamo fare o cosa deve succedere per frenare le nostre persone. Io capisco che c'è voglia di neve, c'è voglia di uscire, c'è voglia di respirare l'aria del nostro altopiano, però c'è anche il rischio della propria vita, l'incolumità nostra e del prossimo. Non si possono vedere come ieri scene apocalittiche di colonne ferme per mettere le catene, colonne ferme per gente che va a curiosare, per farsi selfie e farsi le foto. Questo non è ammesso. Non è ammesso in un paese come il nostro, evoluto, almeno così ci professiamo di esserlo, no? E dove i mezzi di comunicazione ormai arrivano dappertutto, certo. Quindi non c'è più la scusante, ma io non sapevo, ma io non immaginavo. No, non ci sono più scusanti in questo senso. Quando c'è l'allerta meteo si deve stare a casa. Bene. Bene, allora chissà davvero che questo forte appello che è stato lanciato dal sindaco di Gallio, Emanuele Munari, ma anche presidente dell'Unione Montana, appunto dell'aspettabile reggenza dei 7 comuni, venga accolto concretamente dalle persone. Allora grazie Emanuele Munari per il suo intervento e davvero speriamo che anche grazie al veicolo della televisione, delle nostre telecamere, venga recepito da più persone possibile. Vanessa, io vi ringrazio veramente di cuore per darmi ancora una volta questa possibilità e nel lanciare appunto l'appello come abbiamo fatto. Ricordo che il meteo mette anche nei prossimi 2 o 3 giorni mette ancora delle precipitazioni nevose, quindi ecco, cari amici del Padovano, del Vicentino, del Veronese, del Trevigiano, ecco, che ascoltate anche Rete Veneta, chiaramente valutate bene la situazione meteo, ma informatevi prima di partire per capire se l'altopiano appunto sarà percorribile in totale sicurezza anche nei prossimi giorni in virtù delle previsioni meteo che mettono ancora precipitazioni nevose non abbondanti come ieri e l'altro ieri, ma comunque mettono ancora neve. Quindi valutate bene prima di muovervi. Grazie a Emanuele Munari, grazie. Allora lasciamo una buona domenica. Grazie anche a voi, grazie. Bene, noi ci separiamo invece per qualche istante, c'è un breve break, ci troviamo tra pochissimo. E continuando a parlare di maltempo, abbiamo sentito la situazione sulle nostre montagne, abbiamo avuto in collegamento il sindaco di Gallio Emanuele Munari che ha lanciato questo forte appello, viste proprio anche le prossime, la situazione delle prossime ore con precipitazioni nevose che continueranno quindi tra domani e dopodomani. L'invito a restare assolutamente a casa per evitare di interferire con il lavoro della protezione civile che sta liberando appunto strade e quant'altro, ma anche per cercare di limitare al massimo contagi e garantire assolutamente la propria sicurezza e quella degli altri. Dicevo, continuiamo a parlare di maltempo perché pare che ci siano che arrivino proprio degli aiuti concreti per tutte le persone che sono state messe in ginocchio dal maltempo che si è verificato invece nel 2020. Era dato l'annuncio lo stesso assessore regionale Bottaccin. Il governo generalmente dichiara lo stato di emergenza. Questo è accaduto qualche giorno fa e questo è un segnale assolutamente positivo, però poi dopo devono conseguire i fondi per i risarcimenti, perché la legge sulla protezione civile prevede che in caso di eventi di questo tipo sia il governo a intervenire con i finanziamenti. Poiché hanno messo 7 milioni e 4 di anticipo, così come avevano messo 6 milioni e 8 di anticipo a seguito degli eventi che hanno colpito Alvignano, Montechia di Crosara, Trissino, Ponte nelle Alpi quest'estate, io mi aspetto che poi arrivino oltre agli anticipi anche i veri
finanziamenti. Teniamo presente che per queste due emergenze che ho appena citato il Veneto ha superato 500 milioni di danni. Mi aspetto che, a fronte di una risposta che è stata immediata da parte dei cittadini, come sempre i veneti si sono imboccati le mani, dei comuni, degli enti territoriali, le province, la regione, noi abbiamo già aperto lavori per oltre 30 milioni di euro, che arrivino anche i finanziamenti statali. La preoccupazione che ho io è che, al di là di questi due anticipi, poi continuo a leggere sui documenti anche ufficiali che ci sarebbero 100 milioni stanziati nella legge di bilancio per ristorare i danni di tutti gli eventi che sono accaduti in Veneto, ma direi in tutta Italia nel 2019 e nel 2020. Ovviamente voi capite che se solo per due eventi e solo per il Veneto e solo per il 2020 abbiamo registrato oltre 500 milioni di danni, voi capite che 100 milioni per tutta Italia non sono sufficienti. Può essere che io mi sbagli e che ci siano degli stanziamenti nel fondo statale che io non ho visto, però io direi che dopo mesi dalla tromba d'aria di Arzignano mi aspettavo un segnale un po' più concreto da parte del governo, non è ancora arrivato. C'è la cronaca con un incendio che è divampato ieri sera a Torre Belvicino, siamo in via degli Alpini, in principio l'incendio nella taverna di un'abitazione, i pompieri sono arrivati da Vicenza, hanno messo in sicurezza i locali, le fiamme erano già state fortunatamente spente con un estintore da un componente della famiglia, il rogo è divampato dal piano cottura, interessato dei pensili e provocato danni da fumo. Operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora e mezza e è stato evacuato il fumo tramite un eletroventilatore, di conseguenza per fortuna tutto si è risolto nel migliore dei modi. Situazione ospedali, abbiamo sentito sono soprattutto le terapie intensive che sono prese d'assalto a causa dei continui e pesanti contagi da Covid, però c'è una situazione che interessa due ospedali dell'Alta, quello di Camposampiero e quello di Cittadella, che riguarda tutto quello che è extra Covid. Sono arrivate parecchie segnalazioni alle nostre redazioni, allora è proprio il direttore generale dell'ULSEI che cerca di fare chiarezza. Sospensione temporanea dell'unità coronarica all'ospedale di Camposampiero. Le urgenze cardiologiche verranno dirottate a Cittadella. Qui, tra l'altro, dal 29 dicembre è scattato l'aumento consistente dei posti letto di malattie infettive, ma non sarà un ospedale Covid. Arriva un po' di chiarezza dalla ULSS 6 dopo che dal 29 dicembre si sono susseguite, in particolare sui media sociali, notizie preoccupanti e imprecise. È stato deciso che temporaneamente l'attività di unità coronarica presso Camposampiero avrà una sospensione. Consideriamo che comunque il 118, essendoci l'emodinamica, che è l'esame strumentale interventistico tipico di chi ha un infarto da trattare, vanno già indirizzate a Cittadella, perché l'emodinamica è a Cittadella, l'elettrofisiologia, dove quindi ci sono interventi comunque programmabili, resta e rimane attiva a Camposampiero. Al Cosma sono già disponibili 20 letti di malattie infettive ed è attiva una seconda rianimazione, precisa la direttrice, e la ULSS 6 Euganea è al lavoro per allestire in tutta la provincia fino a 402 posti letto per i malati di Covid. Prima del potenziamento l'ospedale di Cittadella aveva 18 posti letto in terapia semi-intensiva e 11 posti in psichiatria Covid. Quindi oggi Cittadella ha aperti 18 letti di semi-intensiva, 86 di malattie infettive e 11 di psichiatria. Di converso però a Cittadella sono ancora attivi 140 posti letto non Covid, per cui l'area chirurgica continua ad accogliere sia le urgenze sia qualche caso di priorità assoluta con circa 40 posti letto di chirurgia. L'area materno-infantile rimane intoccata e sono attivi anche i posti letto di cardiologia, unità coronarica e neurologia con la stroke di primo livello. L'attività non Covid non si ferma, ha sottolineato il direttore generale Domenico Scibetta. Continuano i ricoveri urgenti da pronto soccorso e per la prossima settimana sono previste 32 operazioni chirurgiche programmate per pazienti che necessitano di intervento a breve termine. C'è un break, ci vediamo tra pochissimo.
E siamo nuovamente in diretta. Abbiamo parlato con il sindaco di Gaglio della situazione maltempo sull'altopiano. Allora continuiamo a parlare un po' di previsioni del tempo, perché abbiamo ospite via Skype il nostro ormai affezionato Nicolas Ferronato, pedemontana, del Meteo Pedemontana del Grappa. Insomma, Nicolas, la situazione dei prossimi giorni, cosa c'è da aspettarsi? Perché abbiamo sentito il sindaco di Gaglio, Emanuele Munari, che diceva appunto per i prossimi giorni continuerà a nevicare, sarà da aspettarsi ancora neve. Tu invece cosa ci dici? Montagna e pianura? Sì, il sindaco ha ragione, l'ho sentito anch'io stamattina, tra l'altro, Emanuele, appunto per sapere se c'erano stati disagi appunto per la tanta neve caduta nelle ultime ore, e quindi ci siamo confrontati. Sì, purtroppo la situazione rimane sempre molto variabile, se non a tratti instabile. Oggi avremo una piccola pausa delle precipitazioni, anche se il tempo rimarrà prevalentemente nuvoloso, quindi occhiate di sole ce ne saranno ben poche. E domani la situazione sarà molto simile ad oggi, nel senso che le precipitazioni saranno scarse, non abbiamo questo grande rischio di precipitazioni, però appunto il cielo continuerà a risultare nuvoloso, se non molto nuvoloso. Ecco. Forse qualche timida nevicata, debolissima nevicata sarà possibile in montagna, ma con accumulo appunto irrisorio. Poi appunto il 5 e poi l'Epifania sembra che un nuovo peggioramento del tempo, anche se a livelli non dei giorni scorsi, però il tempo andrebbe comunque peggiorando, quindi avremo ancora la possibilità di piovaschi in pianura e nuove nevicate in montagna, tra l'altro a quote anche un po' più basse rispetto a quelle che si sono registrate ieri, anche intorno ai 600-700 metri inizialmente. Ecco Nicolas, temperature come saranno? Ecco, rigide, più rigide degli anni scorsi, per quanto riguarda proprio che freddo ci sarà, quanto freddo ci sarà? Ecco. Sì, guarda, ti dico subito, diciamo che a livello di temperature in quota effettivamente noi siamo sotto media già da un po'. A parte forse ieri e l'altro ieri che eravamo circa in media, però siamo leggermente sotto media ormai da un bel po' di tempo. Il problema è che in pianura questa nuvolaglia che ahimè ci accompagna ormai da una decina di giorni non fa scendere le temperature. Ecco perché in montagna nevica fino a quote medio-basse, mentre in pianura spesso, come abbiamo visto anche ieri, abbiamo avuto 5, 6, 7 gradi, quindi non temperature proprio freddissime. Sì, comunque insomma in linea con la media del periodo. Il problema è che appunto ormai da un po' non si vedono le gelate mattutine qui in pianura, sintomo appunto perché il cielo, essendo nuvoloso, non fa scendere la temperatura durante le ore notturne. Altro discorso invece in montagna, dove ovviamente continua ad affluire questa area di origine artico-marittima, che quindi fa sì che le temperature rimangano basse e appunto ci siano nevicate che negli ultimi giorni sono state anche copiose, che hanno spesso creato anche disagi, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Ecco, ascolta, è stato un forte appello quello che ha lanciato Munari, rivolto a tutte le persone proprio per le forti nevicate che si sono verificate sul territorio montano dell'altopiano. L'appello a restare a casa per una questione proprio di sicurezza sia personale che degli altri. Quindi dicevi che prima ti sei sentito proprio con lui, quindi questa questione, questo appello forte viene recepito e lanciato anche da te, quindi. Sì, chiaro, soprattutto per non appunto causare intralcio ai mezzi che stanno costantemente lavorando. Insomma, io conosco anche un amico che pulisce la superstrada Valsugana, e nei giorni scorsi appunto da Cismon fino al confine con il Trentino ha continuato a nevicare, e ogni tanto passavano i soliti fenomeni, capito, in 80-100 all'ora, che facevano le cingane, capito, in mezzo alla superstrada, perché ovviamente essendo comunque in zona rossa il traffico purtroppo giustamente ce n'è poco, di conseguenza però sulle strade anche appunto in superstrada Valsugana, non passando auto, è chiaro che la neve accumula più facilmente, perché ovviamente non essendoci il passaggio di auto e quindi dell'auto stessa, che comunque tende a riscaldare leggermente l'asfalto, quindi a sciogliere la neve, è appunto difficile
lavorare in queste condizioni. Quindi appunto rinnovo anch'io l'appello, come ha fatto il sindaco, di muoversi solo se effettivamente è necessario, insomma, ecco, di non avventurarsi, soprattutto perché purtroppo lo constatiamo anche noi e ne abbiamo anche a volte testimonianze, che la gente si muove senza poi essere attrezzata, capito? Cioè si avventura in montagna magari quando sanno che c'è a terra un 20-30 centimetri di sede stradale, magari con le gomme estive, quindi fa tornanti e dopo si impiantano e quindi creano ulteriori disagi, capito? Certo, quindi insomma un po' di buonsenso, un minimo di buonsenso è quello che serve. Grazie allora al nostro Nicolas Ferranato, sempre puntuale e preciso, insomma sappiamo cosa dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni. Grazie per il tuo intervento e buona domenica, buona continuazione Nicolas, grazie. Grazie a voi come sempre, ciao a tutti. Ciao, bene, adesso noi ci spostiamo e andiamo a Venezia. E parliamo di Carnevale che ai noi in questo 2021 non si farà. Non ci sarà a Venezia il Carnevale 2021, improponibile per quest'anno festeggiare ancora in piena pandemia, con gli ospedali veneti sotto pressione, migliaia di morti e centinaia di persone che stanno lottando contro il Covid. Una scelta in primo luogo di sensibilità e rispetto degli organizzatori verso coloro che stanno soffrendo e poi motivata anche dalla priorità assoluta di evitare il rischio di assembramenti e di tutto ciò che possa far circolare il virus. Da queste considerazioni sono partite l'amministrazione comunale di Venezia e la società Vera per arrivare alla decisione, dolorosa ma inevitabile, di cancellare l'evento. Del resto, questa volta nemmeno il calendario ha giocato un ruolo amico. La kermesse si sarebbe dovuta aprire troppo presto, tra meno di un mese, sabato 30 gennaio, e concludersi con il clou del martedì grasso il 16 febbraio. La decisione della rinuncia verrà comunicata ufficialmente nei prossimi giorni, ma la scelta ormai è fatta. Cancellate dunque tutte le manifestazioni in presenza alle quali la festa ci ha abituati, dal corteo delle Marie al volo dell'Angelo, dal campanile di San Marco, dalla festa sull'acqua a Canareggio alla pacifica invasione di maschere e coriandoli tra Cagli e Campielli. A rimpiazzare tutto ciò ci potrebbero essere forse un paio di eventi in streaming, ma per le manifestazioni di Carnevale in presenza tutto rimandato al 2022. Proprio il virus interruppe bruscamente il Carnevale, anche l'edizione 2020, la domenica, per la notizia dei primi contagi a Venezia, arrivata proprio alla vigilia del clou di martedì grasso. Per le manifestazioni in presenza, Venezia guarda oltre. Ci si sta concentrando sull'organizzazione per i 1600 anni di Venezia, con un cartellone che dovrebbe aprirsi il 25 marzo e durare un intero anno, e sul Salone Nautico a primavera. Belle immagini di una Venezia invasa dai colori e dalle maschere. Quest'anno abbiamo sentito il nostro collega Lorenzo Meire, non ci saranno, non si potranno rivedere. Intanto la speranza è quella che torni il Carnevale a Venezia nel 2022. Intanto la speranza invece di tante persone, un po' la speranza di tutti oserei dire, è che davvero questo Covid se ne vada, come ci hanno detto al microfono alcuni bassanesi. Desiderio e paure. Il desiderio è che questa situazione finisca logicamente. Abbiamo bisogno di vederci, di passare tempo non solo con la famiglia ma anche con gli amici, abbracciarci, baciarci, che è stata la mancanza di questo Natale. Che vada tutto bene, che riusciamo a far sparire sto virus. I desideri sono il benessere per tutti. E il benessere vuol dire la salute, quindi speriamo quello e che la gente prenda coscienza che questo non è uno scherzo, che la mascherina va indossata correttamente e che dobbiamo rispettare le distanze e tutto quello che continuano a dirci. Io sto notando che ci sono tante chiacchiere, ma pochi controlli e poche sanzioni alle persone che non rispettano le regole. Come dire, si fa poco sul serio? Si fa poco sul serio, all'italiana. Sinceramente, siccome sono un credente, ho fiducia nel Signore, quindi prendo le cose come fossero tutte sotto il controllo da parte di Dio, quindi anche queste cose che sicuramente ci toccano e
e sconvolgono molto la nostra vita, le vedo con questa prospettiva, con questa visione. Quindi tutto sommato sono sereno. Sicuramente che anche tutta la situazione sanitaria migliori e che possiamo uscire da questa epidemia, un po' per tutte le conseguenze. Il desiderio è quello che il vaccino funzioni e che venga presto dato a tutti, perché le notizie non sono rassicuranti in questo momento e da altri desideri non ne ho in questo momento, solo che arrivi il vaccino e che ci liberi da questo terrore. Personalmente sono molto stufa di queste restrizioni, questo lo dico. Ma tanto. E senza restrizioni cosa accadrebbe secondo lei? Ma non credo che accada di più di quello che accade adesso. Mai avuto paura, però spero che cambia questa veramente brutta cosa che è la pandemia, che sparisce tutto, no? Quindi questo è il tuo desiderio più grande? Esatto, più grande, perché siamo chiusi quasi da un anno, vuol dire una cosa, cioè come forse non hai più libertà nella vita, no? È una brutta cosa secondo me. I desideri che la gente si rilassi un po' e affronti le difficoltà con un po' più di centratura, anche non si faccia prendere dal panico, ecco. Ecco, paure? Beh, paura sicuramente della situazione che ci aspetterà, che secondo me è abbastanza imprevedibile e non sarà facile sicuramente. No, paura non ne ho, paura di nessuna. Peggio di così comunque non potrebbe andare per tutti. Quindi paure, bisogna sempre salire perché siamo già troppo in basso. E che anno sarà invece questo 2021 per lo sport dilettantistico, per i campionati che non si sa se ripartiranno o meno? Cerchiamo di fare un po' chiarezza. Giorni di bilanci e di speranze per lo sport dilettantistico e in particolar modo per il calcio di casa nostra. Le dichiarazioni del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che mette in cima alle sue priorità il desiderio di far ripartire lo sport senza tifosi, non tranquillizzano fino in fondo le nostre società. L'attenzione e il dibattito si concentrano soprattutto sui campionati regionali, che in attesa dell'assemblea del 9 gennaio in cui si voterà il nuovo comitato regionale, sono pronti a riallinearsi con modalità e parametri innovativi. La situazione ipotizzata dagli organi federali è di ripartire con gli allenamenti nella seconda metà del mese di gennaio. Da lì in avanti le tempistiche sono ben delineate. Da domenica 7 febbraio si tornerà in campo per disputare i match rinviati nel corso della prima parte della stagione e così sarà anche per le 3 settimane successive. Il restart dei campionati con la formula del solo girone d'andata e play-off e play-out è previsto per il 28 febbraio o al massimo il 7 marzo. Verranno rivisti anche i criteri riguardanti le retrocessioni, che saranno solamente 2 per girone. L'anno prossimo il numero delle squadre per girone rimarrà invariato rispetto a questa stagione per tornare a regime nel 2022-2023. Speranze, perché l'ombra di un altro rinvio è sempre più concreta. Insomma, vedremo in questo 2021 cosa sarà dello sport, del nostro sport, e soprattutto l'importante è che soprattutto i ragazzi riescano a ricominciare, ovviamente mantenendo tutte le misure di sicurezza fondamentali, anche a fare un po' di sport. Questo era anche il nostro ultimo servizio. Ci fermiamo qui per il momento. L'informazione torna come sempre questa sera con il TG Bassano e TG Vicenza. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.